Un tavolo tecnico per discutere il futuro della croceristica in laguna, ma oltre alle soluzioni per risolvere la questione grandi navi a Venezia che già dividono il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dal Comune e dalla Regione, a rinfocolare la polemica c'è anche l'esclusione dalla riunione veneziana proprio di rappresentanti di Cafarsetti e Palazzo Balbi. Alla riunione tecnica infatti parteciperanno rappresentanti del porto e della Capitaneria, della Guardia di Finanza e della Polizia di Frontiera, dell'Agenzia del Demanio e delle compagnie croceristiche interessate. Uno schiaffo, l'ha definito qualcuno, che replica quanto accaduto durante la visita di Toninelli dopo l'incidente di San Basilio, quando il ministro non incontrò rappresentanti di comune e regione. Ma guardi, noi gli schiaffi non ci fanno paura, noi andiamo avanti, non è un fatto di prove muscolari. La verità è che il ministro aveva detto il 2 giugno in occasione dell'incidente che aveva la soluzione pronta. È arrivato il 2 luglio, è arrivato anche il 2 agosto, è arrivato anche il 2 settembre, il 2 ottobre, il 2 novembre, il 2 dicembre. La soluzione c'è, è pronta, è quella del comitatone del 2017. Ma non è una questione di muro contro muro, è un dato di fatto e tecnico. Toninelli tira dritto, con lui ministro afferma si risolverà un problema da troppo tempo in attesa di risposta. Ma voi vi rendete conto che di grandi navi si parla da 15 anni, ma mai nessuno aveva fatto uno studio, lo stiamo facendo noi. Abbiamo messo al tavolo i presidenti delle principali compagnie croceristiche la scorsa settimana, a cui ho detto: signori miei, Venezia è una perla a livello mondiale, dovete adeguarvi alle necessità che ha lo Stato italiano, e le necessità dello Stato italiano sono ora quelle che prima gli altri dicevano solo a parole ma che con i fatti non portavano avanti. Dovete togliere quelle grandi navi dal canale della Giudecca e da San Marco, e iniziano a arrivare i sì. Il punto, ribattono da Venezia, è che il tavolo da cui bisogna prendere le decisioni è un altro. L'unico tavolo che io riconosco e conosco è quello del comitatone, che è costituito per legge. È un tavolo che si può convocare in tempi immediati, reali, è un tavolo deliberante. L'ultima volta che si è convocato è stato il novembre 2017 e lì abbiamo deciso che il percorso alternativo al canale della Giudecca e al bacino San Marco è quello del canale dei Petroli, quindi entrare in laguna, fare il canale dei Petroli, che è già percorso dalle grandi navi oggi, perché sono le petroliere, e alcune grandi navi da crociera quando ad esempio c'è il Redentore, e poi arrivare con la grande nave ad ormeggiare a Marghera, oppure con gli yacht, quindi il turismo di lusso, tramite il canale Vittorio Emanuele, andare nella vecchia marittima. Venezia sarebbe sostanzialmente esonerata da ogni passaggio.